Corrado Isacco, sono consigliere della cooperativa Greenland. La cooperativa Greenland è una cooperativa di comunità e impresa sociale che si occupa di turismo sostenibile e iniziative comunitarie per valorizzare il territorio. Ha fatto questo progetto Inest insieme ai partner MVD, che è una società che si occupa di informatica e programmazione, e Alpe Cimbra, che è una società, un ente territoriale che si occupa di turismo. Il progetto risponde a una necessità, un egocentrismo individuale, che è quello di partecipare alla fruizione di opere con un comportamento inadeguato, toccarle, magari apporre il proprio nome o mettere i lucchetti o lanciare le monetine, e quindi abbiamo cercato di andare a trovare una soluzione che soddisfi questo bisogno e non vada a togliere ma a aggiungere qualità all'arte. L'idea che ci è venuta, un prodotto finale, è una scaglia, un oggetto che permetta di riversare su questo oggetto la parte egocentrica che abbiamo e quindi raccontarci all'interno di questo oggetto la propria storia, la propria esperienza personale nella fruizione di un'opera d'arte. Dopodiché noi andremo a raccogliere questi oggetti per creare un'opera d'arte collettiva e condivisa che raccoglie le storie di tutti i fruitori che hanno visto quella zona, quel posto o che hanno avuto un'esperienza condivisa. Gli utilizzatori possono essere un'esperienza turistica, quindi una fruizione proprio di un'opera d'arte, ma anche imprese, oppure possono essere anche associazioni, aziende che vogliono coinvolgere i propri associati, i propri soci in un'esperienza che permetta loro di avere appunto un'attività comunitaria, collettiva, e quindi che l'insieme possa essere un valore aggiunto per affrontare una tematica, una crisi o un'iniziativa.